certo che si può fare. Chiaro che Si lavora senza sosta nel quartier generale allestito in questo edificio di Teolo che coordina le ricerche in corso sul campo. Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza a Bologna, potrebbe essersi fatta dare un passaggio da un conoscente. Secondo gli inquirenti questa potrebbe essere l'ipotesi più probabile nonostante un momento difficile che la 22enne stava vivendo per motivi sentimentali. Nel frattempo vigili del fuoco, uomini del soccorso alpino, volontari della protezione civile sono in costante contatto con le squadre di cinofili tornate a battere palmo a palmo il territorio dove di Annabella Martinelli si sono perse le tracce dal giorno della Befana. La zona che sapete qui di Teolo, di Villa di Teolo, questa zona qui stiamo battendo in maniera principale, sviluppandosi come avete visto con apparecchiature particolari. Non abbiamo ulteriori novità in questo momento. Droni dei vigili del fuoco in volo dal Passo Fiorine. Le immagini registrate potrebbero restituire una traccia da luoghi impervi come ad esempio grotte o anfratti naturali su cui poi indirizzare le ricerche da terra. Sicuramente questo territorio, la sua morfologia si presta anche a questo. Io che ci vivo qui da tantissimi anni non so dove siano, quindi mi viene abbastanza difficile pensare che qualcuno in qualche modo si addentri verso queste realtà. E ci sono di contro tantissime persone che camminano a piedi e che vanno in bicicletta, quindi insomma è un territorio che non è certo amorfo, è vivo, è pieno di persone che girano, che sicuramente conoscono gli ambienti, e è vero, ci sono delle cavità naturali che si prestano a queste e quelle conosciute sono state ovviamente tutte battute. Le tracce di Annabella portano per ora tutte in quest'area. Il 6 gennaio parte da casa dicendo ai familiari che sarebbe andata da un'amica. In bici raggiunge l'area dei Colli, ordina per telefono 2 pizze, dove come quando di Selvazzano Dentro, che ritira verso le 22 pagandole in contanti, poi si dirige verso Teolo. Nella pizzeria La Pepita acquista 2 bibite e il suo passaggio viene filmato dalle telecamere. E sembra lei, c'è stato un passaggio, una tarda serata, sembra del 6. Aggancia la bici, poi probabilmente imbocca a piedi il sentiero e sale forse verso il Passo Fiorine. Le indagini per ora restano orientate a un allontanamento volontario. Le ricerche continueranno sicuramente almeno fino a venerdì.